giornata e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda da Legnano, dallo spazio Ferioli di Piazza San Magno al numero 3. Venite a trovarci se siete di Legnano. Come vi anticipavo, mi ha raggiunto Barbara Sorrentini, che è qua accanto a me, perché adesso parliamo di cinema e di una sala importante. Sì, buongiorno, una sala veramente importante, soprattutto che si trova in un luogo molto suggestivo e soprattutto molto storico. Di fronte a me ho due dei soci della cooperativa, sono Marino Bellaria e Piero Petilli. Buongiorno. No. Parlate pure nei microfoni perché sennò non vi si sente. Sì. Ma io comincerei a raccontare un po' la storia di questa sala, perché veramente si trova all'interno anche da un chiostro, un giardino, insomma un luogo veramente suggestivo. Diciamo, allora devo aggiungere che ci sono altri due soci con noi, Fabio Giranzani e Colombo Celeste, quindi in 4 persone che gestiscono questa sala. Da quanti anni la gestite? Allora, noi la gestiamo dall'inizio degli anni 80. Lei prima ha parlato di storia, e la nostra è una sala storica perché risale a prima di quegli anni, quindi si dice che è iniziato negli anni 50, poi dal 73 è diventata proprio sala cinematografica. Noi l'abbiamo rilevata negli anni 80, quando i cinema cominciavano ad andare in crisi, stavano per chiudere, e noi controcorrente siamo, diciamo, componenti del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano, che quest'anno è al 68esimo anno di attività, quindi andare dietro 68 anni sono tantissimi, e abbiamo detto: perché non la rilanciamo questa sala, e anziché fare come tutti cinema commerciale non facciamo qualcosa di diverso, e quindi abbiamo puntato su un discorso di cinema di qualità e d'autore, film meno conosciuti, di nicchia, e abbiamo avuto una risposta del pubblico molto, diciamo così, sì, insomma una programmazione indipendente, di qualità, fuori da quelli che erano gli schemi tradizionali e che relegavano i film anche interessanti, tipo i film di Wim Wenders e altri, che magari non venivano visti perché non incassavano. Certo. Ecco, questa era la filosofia di poi abbiamo fatto anche un periodo in cui facevamo tanto cinema d'animazione. Poi il cinema d'animazione è diventato redditizio e quindi se lo sono presi le grosse major, diciamo di grossi cinema. Ma nel senso che a voi non ve li danno più? No, ce li davano, scegliere? ma ce li davano in seconda e in terza programmazione, perché era diventato un business. Oggi come oggi è il cinema che tira di più, insieme a quello, diciamo, fantastico, e il cinema di cartoni animati. Ecco. Nel 1993 succede questo, allora nel 1900, ho sbagliato a parlare, nel 1993 noi cominciamo ad avere proprio la nostra etichetta, ecco. La scelta arriva nel 2004, che ci scriviamo alla fiche e diventiamo Cinema d'Essai, riconosciuti dal Ministero dei Beni Culturali, e da lì iniziamo una programmazione che deve garantire maggior parte di film italiani ed europei, quindi meno film esteri, e si sono sempre fatti, anche perché arriva anche un contributo poi dello Stato se noi mantenete quella modalità. E fino adesso diciamo, quello che succede di grosso è il 2003, perché nel 2003 arriva la multisala Medusa, oggi si chiama Sei Cinema, e nel giro di dov'è pochi quella più vicina qui? È a Cerro Maggiore. Legnano non gli ha dato il permesso di costruirla, Cerro sì, e quindi cosa succede? Che nel giro di pochi anni, in 2 o 3 anni, tutte le sale che poi erano la nostra più altre 4 sale chiudono i battenti, rimangono solo aperte 2 sale che fanno solo teatro adesso. Noi invece cocciutamente abbiamo continuato ad andare avanti, abbiamo fatto un accordo e ci siamo alleati con Anteo Spazio Cinema, che ci programma i film, quindi noi siamo all'interno del loro quindi circuito. Arrivano attraverso. Sì, ho visto che adesso avete per esempio il Seme del Fico Sacro, insomma, esatto, avete comunque dei la film. La forza è stata quella di poter fare qualsiasi film, perché dietro c'era questa struttura grossa. Certo. E difatti ancora oggi continuiamo col cinema di qualità. Abbiamo fatto Diamanti, adesso facciamo il Seme del Fico Sacro, tutti film che Almodovar, che a noi ci danno diciamo il senso di esistere. Certo. Ecco, questa è
è nell'insieme. Non è più come prima che possiamo fare una programmazione a lungo termine, ma ogni settimana decidiamo. Comunque avete la garanzia che arriverà un film di prima visione, magari un po' più di nicchia, che però comunque sta facendo molto pubblico anche in ultimamente tutte le tantissimi sale. bei film abbiamo Certo. fatto, perché ci sono, e Pecino lavora anche quando sono i bei film, poi ci sono i film i momenti di magra. Aggiungo questo, il Cineforum Marco Pensotti Bruni convive all'interno della nostra Sì. diciamo E sala. quello lo selezionate voi? Quelli sono ancora film più di nicchia, più estroversi, con un pubblico più particolare. Certo. Un'ultima cosa, e la chiudo, il discorso della popolarità e della politica del prezzo. Noi abbiamo ancora i prezzi di quando c'era la lira. Abbiamo i prezzi Quindi un degli anni biglietto costa? 90. Noi abbiamo 7 euro di ingresso ai festivi il sabato e 5 euro ai feriali. Oltretutto i film del Cinefono costano 3 euro all'ingresso, e al lunedì sera chi ha la tessera della biblioteca di Legnano entra con 3 euro e mezzo di ingresso. Quindi prezzi stracciatissimi, con un prodotto secondo me ottimo. Ok, io ho anche una domanda per Piero. che non ho più niente da dire. No, però siccome non abbiamo esaurito in realtà il discorso della storia, il palazzo in cui, anzi i doppi palazzi in cui è incastonata la sala, tra l'altro non so se avete anche una programmazione all'esterno, però... Sì, la facciamo durante l'estate e riusciamo ad allestire nel cortile appunto di questo complesso le proiezioni all'aperto che funzionano. Anche se si parla del lontano 1973, come siete riusciti a entrare in quella in mezzo, in quel luogo lì, perché è un monumento praticamente? Sì, lì già c'era un cinema che funzionava, però in quel momento ci fu una profonda crisi per quanto riguarda l'afflusso nei cinematografi, perché avvenne l'avvento delle televisioni private, che provocò un allontanamento degli spettatori. Contemporaneamente ci fu anche... Che è un po' quello che sta accadendo adesso con le piattaforme, no? Che le sale chiudono. I conflitti ci sono sempre. Allora ricordo che provocò proprio una certa crisi, per cui le sale meno importanti dal punto di vista del ruolo nell'ambito della programmazione del cinema chiusero, e lì questa sala chiuse e allora eravamo giovani e anche appassionati. Abbiamo fatto una scommessa, abbiamo chiesto alla proprietà se potevamo vedere di fare noi cinema. Non avevamo una storia prima e poi ci siamo riusciti e siamo ancora qui. Ma abbiamo ancora pochissimi minuti, però volevo sapere qualcosa proprio sul luogo. Sul luogo le posso dire. Quei due palazzi cosa sono? Allora, il cortile è composto da 2 edifici, il Palazzo Leone da Perego e il Palazzo Ottone Visconti. Il cinema si trova nel Palazzo Ottone Visconti. Può essere interessante, anche se non è cinema, ricordare che Ottone Visconti, arcivescovo di Milano verso la fine del 1100, riunì il potere per primo, il potere ecclesiastico e quello civile su di sé. Questo personaggio realizzò a Legnano una specie di casa di vacanze, di villeggiatura, che ora è il Cinema Ratti. La struttura originale di questo cortile risale a questo. Benissimo, quindi questa è la Sala Ratti di Legnano, grazie per avercela raccontata e descritta anche geograficamente, e buon lavoro, buona programmazione. Grazie davvero. Il cinema è proprietà del comune, quindi noi abbiamo un affitto col comune. Certo, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, lunga vita alla Sala Ratti e grazie per il grande lavoro insomma che fate. Barbara, grazie mille. A te, ciao, grazie a tutti e a tutte.